Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Verona-Brescia è un vero e proprio derby che si gioca in un martedì pomeriggio di festa per la 13ª giornata in Serie B-Win. Scaligeri e Rondinelle si sfidano allo stadio Bentegodi partendo dagli stessi 16 punti in classifica. Prima del match c'è il minuto di raccoglimento per ricordare Giulio Campanati, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri dal 72 al 90, scomparso domenica a Milano. Si parte agli ordini dell'arbitro Ostinelli di Como, il primo spunto è del Brescia. Dopo soli 3 minuti il tiro respinto da parte di Luigi Scaglia. Poi El Kaddouri sinistro insidioso messo in angolo dal portiere del Verona Rafael. Brescia che vuole riscattarsi dopo 4 sconfitte consecutive. Tegola a centrocampo per Mandorlini, si fa male il capitano russo a centrocampo. Il tecnico dell'Hellas deve già rinunciare allo squalificato Taxidis. Dentro Doninelli al posto di Russo, ancora Luigi Scaglia per il Brescia, punizione di sinistro a lato veramente di un non nulla. La risposta del Verona con D'Alessandro sulla fascia di destra, va sul fondo, il cross morbido, Ferrari va in cielo per colpire di testa, palla che però non trova lo specchio della porta difesa da Leali. Ancora Verona, attenzione a Juanito Gomez, salta un avversario, il destro, e c'è la gran parata di Leali, classe 1993, che dimostra il perché è seguito da Juventus e Barcellona. C'è questo scontro aereo con Dallamano che ricade male, attenzione, si fa male al ginocchio destro Dallamano e deve entrare al suo posto Matteo Mandorlini, che esordisce in stagione con la maglia del Brescia proprio contro la squadra allenata dal padre Andrea. Brescia sempre con Scaglia, tiro deviato e ancora una volta Rafael dice di no al numero 17 delle Rondinelle, che qua scambia con Juan Antonio, sinistro insidioso che non trova il 7. Brescia che forse meriterebbe qualcosina in più ancora. Le Rondinelle con il destro a lato di El Kaddouri, buon finale degli uomini di scienza. Tra un tempo e l'altro, scambio di convenevoli tra padre e figlio, inizia la ripresa. Mister Scienza è la maschera della tensione. Attenzione a Juanito Gomez, un numero nei confronti di El Kaddouri, un altro numero su Zambelli. Attenzione all'argentino in area, il suo tiro forse contratto, si perde sul fondo e lui l'ultimo a toccare. Ostinelli non concede calcio d'angolo. Dall'altra parte, sinistro ampiamente a lato di Budel in tribuna. Jonatas, il suo procuratore Raiola, il presidente del Brescia Corioni. Attenzione a questo contatto in area tra Paghere ed Alessandro, lascia correre l'arbitro Ostinelli. Tante proteste dagli scaligeri che però non sono motivate in questa circostanza. Il Brescia con Juan Antonio, sinistro a lato, partita equilibrata con azioni pericolose da una parte e dall'altra. Attenzione a Feksesin, il miracolo autentico di Rafael in calcio d'angolo, non ci crede l'ungherese. Dalla parte opposta Ferrari si mangia un gol quasi fatto su palla morbida calibrata messa da sinistra da Alfredson. Doppio cambio per Mandorlini, dentro Mancini e Pickelman, fuori Ferrari e D'Alessandro. Il sinistro di Alfredson, Leali ci mette una pezza. Siamo negli ultimi minuti del match. 88esimo da Doninelli a Pickelman, il numero, il sinistro, il vantaggio del Verona. Esplode il Bentegodi, esplode Mandorlini, esplode Thomas Pickelman, che prima di questa rete bellissima aveva giocato solamente 7 minuti in questo campionato. C'è una possibile vittoria fondamentale per il Verona, vittoria che diventa realtà. Verona-Brescia 1-0 per gli scaligeri, secondo successo consecutivo e classifica che dice quasi zona playoff per il Brescia, quinta sconfitta consecutiva.